Mesi da dimenticare per il Nord Italia, stretto nella morsa di diverse emergenze, da quelle climatiche, acqua alta, maltempo e mareggiate, all'emergenza polveri sottili che ha costretto le amministrazioni a provvedimenti pesanti con il blocco delle auto fino al diesel Euro 4. Dal Veneto però arriva la notizia di un nuovo bando con ulteriori incentivi per la rottamazione delle vecchie auto. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Giampaolo Bottaccin, ha stanziato 600.000 euro a favore di chi deciderà di sostituire la propria vecchia auto con veicoli a basso impatto ambientale e di nuova immatricolazione. Rispetto ai bandi precedenti, la rottamazione verrà estesa anche ai vecchi veicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 5, mentre nel valutare i punteggi per i nuovi acquisti continuerà ad essere privilegiato il criterio delle emissioni, ritenuto il più idoneo. Gli incentivi, che andranno fino a 4.500 euro, saranno quindi differenti in funzione delle effettive emissioni di anidride carbonica e di ossidi di azoto del nuovo mezzo, stabiliti in base a specifici protocolli, e si potranno ottenere rottamando auto per il trasporto di persone che appartengano alle classi benzina Euro 0, 1, 2, 3, gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e bifuel Euro 0, 1, 2. Per agevolare il più possibile chi può averne più bisogno, nel predisporre la graduatoria, oltre a tenere conto delle emissioni, la Regione conterà anche sulla situazione economica dei beneficiari, prevedendo una priorità e punteggi più alti per le fasce di reddito più basse. Tra i criteri è stato anche previsto un punteggio più alto per le domande che arrivino dai comuni che nei mesi scorsi hanno approvato ordinanze uniformandosi all'accordo di programma del bacino padano. Verranno così premiate anche le amministrazioni locali virtuose. Per la presentazione della domanda ci saranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione sul BUR in questi giorni. In caso di punteggi equivalenti, come criterio residuale si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie. Negli ultimi 3 anni la Regione ha stanziato per la rottamazione e il rinnovo del parco auto in Veneto oltre 4 milioni di euro.